Il doppio congelamento di TAV e autonomia differenziata sono uno smacco per il Veneto. Questo è il giudizio di Agostino Bonomo, presidente di Confartigianato Veneto, che afferma: il gioco al rinvio in attesa dell'ennesimo appuntamento elettorale dopo le regionali della Sardegna e le europee di maggio rischia di mettere in ulteriore difficoltà il sistema economico del Veneto. In particolare, per quanto riguarda il processo dell'autonomia, bisogna fare il possibile per spiegarlo a tutto il Paese nei suoi contenuti, essendo, sostiene Bonomo, un'opportunità che offre la Costituzione italiana aperta a tutte le regioni. È in gioco l'efficienza dell'amministrazione pubblica e della sua capacità di soddisfare le esigenze di persone, famiglie e imprese. Di recente, ricorda il presidente di Confartigianato, abbiamo dimostrato che in Veneto ci sono problemi di non adeguata distribuzione dei servizi dello Stato, come nei casi della giustizia e dell'INPS. L'autonomia differenziata richiesta da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna ha proprio l'obiettivo di migliorare i servizi sia statali che regionali, anche contenendone i costi. Chi frena o peggio ostacola questo processo, di fatto, si rende complice dell'inefficienza e del peggioramento della macchina pubblica, livelli di prestazione minima compresa. Quanto al TAV, Bonomo denuncia che il suo rinvio concorre a peggiorare l'efficienza della mobilità e i livelli di qualità ambientale, disorientando imprese e lavoratori che ogni giorno fanno del loro meglio per rendere dinamica e produttiva l'area veneta.